Lei è la testimonianza di tutto lo sviluppo economico di questo paese, che cosa ci può raccontare? Sì, più che testimonianza diremo che ho partecipato, ho vissuto su questi momenti, cioè quei momenti abbastanza difficili, critici. E basta solo che ricordare che il nostro paese è consiglio nel dopoguerra e la gente andava via perché non trovava quelle soddisfazioni logiche e normali da parte di ogni cittadino. E la cooperativa agricola Toniolo quando è nata? La cooperativa è nata il 6 gennaio 1957. E quanti soci sono? Ecco, dunque all'inizio eravamo 12 soci, adesso siamo 52, 53 anzi, e ci potrebbe essere molti di più soci, ma ecco, noi crediamo che effettivamente la cooperativa, perché sia sempre parte attiva, deve essere portata d'uomo. E come vive? Cosa ci può dire di questo territorio? Ecco, dico forse anche perché sono nato, ma comunque mi piace veramente molto. Quali sono gli obiettivi principali, importanti che si pone la cooperativa? La cooperativa si pone il problema, cioè il motivo principale, quello di un maggiore servizio al socio e al cliente con un costo minore possibile. E quali sono i settori o i prodotti particolari che offre, su quali voi puntate? Sì, ecco, dunque la questione del prezzo è su tutti i prodotti. La gamma è molto ampia, che va dai prodotti alimentari. Se pensi solo che la gamma nostra in famiglia sono molte, ma comunque i prodotti si aggirano circa sugli articoli sui 10.000.